Siamo in sala giunta della Camera di Commercio di Padova e il dottor Andrea Galeotta, responsabile della promozione e del servizio promozione della Camera di Commercio, ci sta illustrando ai partecipanti della terza giornata del corso di formazione Imprese 2.0 qua in Camera di Commercio a Padova, promosso Confservizi Veneto e Camera di Commercio di Padova, i requisiti minimi per la responsabilità sociale delle imprese. Ce li vuoi sintetizzare, Andrea? Volentieri. Allora, i requisiti minimi sono un set, di indicatori che è stato elaborato dall'Unionocamere del Veneto e dalla Regione del Veneto per favorire una presa di coscienza da parte delle aziende del nostro territorio, che come sappiamo tutti sono quasi tutte piccole e medie aziende, nei confronti di una gestione, di un approccio socialmente responsabile. Sono state quindi individuate alcune aree di attenzione per cui l'azienda dovrebbe tener conto di questi aspetti nella gestione della propria attività di impresa. Il primo punto in cui viene chiesta l'attenzione da parte delle aziende è l'impegno della direzione aziendale nei confronti di una gestione socialmente responsabile. Quindi viene chiesto un atto, possibilmente formale, da parte del consiglio d'amministrazione, del consiglio o comunque dell'organo gestionale dell'azienda, in cui venga preso atto della decisione di gestire l'impresa in un modo socialmente responsabile. E all'adesione di questo atto deve poi seguire anche la verifica dell'attuazione di comportamenti socialmente responsabili secondo gli indicatori che vengono poi descritti nel resto del documento, tramite dei sistemi di monitoraggio, in particolare interni, quindi coinvolgendo anche il management, la direzione e tutta la struttura. Un'azienda socialmente responsabile dovrebbe proprio essere tutta l'impresa che capisce questo impegno della direzione e che opera in questa direzione. Secondo punto è la non discriminazione, le pari opportunità, le disabilità e minoranze in genere, con particolare riferimento ai lavoratori dell'azienda. E quindi legato a questo è ovviamente il rapporto di lavoro, quindi la valutazione ad esempio degli interventi di formazione e stage che l'azienda mette in atto, e ovviamente devono essere al di là degli obblighi di legge, con un occhio quindi sia a che tipo di interventi che l'azienda fa per favorire lo sviluppo e la formazione dei propri lavoratori, sia il fatto che questi interventi non siano discriminatori nei confronti di alcune fasce di lavoratori, oppure ad esempio nei confronti del sesso, oppure minoranze in genere. Valutazione della qualità del clima aziendale, quindi attenzione anche al livello di conflittualità tra azienda e sindacati, oppure tra direzione e lavoratori, con attenzione, questo in particolare per le aziende più strutturate, ai diritti di contrattazione e al rispetto ad esempio dei sindacati. Per fare un esempio concreto, il delegato della RSU aziendale, solo per il fatto che rappresenta il sindacato e che ha relazioni magari burrascose con la direzione, è quello che ha smesso di far carriera da quando ha cominciato a impegnarsi nel sindacato, oppure che viene ostacolato in molti modi, oppure c'è un clima positivo di relazioni tra azienda e lavoratori, e in particolare con le rappresentanze istituzionalizzate dei lavoratori, quindi i sindacati. Salute e sicurezza. L'azienda, anche qua al di là degli obblighi di legge, cerca di fare tutto il possibile per minimizzare il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. L'ambiente. L'azienda ha adottato dei sistemi per la gestione ambientale, redige un bilancio di sostenibilità, tiene conto dei problemi per l'ambiente nella scelta ad esempio delle materie prime, nella gestione degli imballaggi, oppure anche nei consumi di energia, dei materiali e delle emissioni. Legato all'ambiente ad esempio è l'aspetto estremamente di attualità dell'efficienza energetica o del risparmio energetico, che non sono la stessa cosa. Perché il risparmio energetico vuol dire che io risparmio sull'energia che mi serve per mandare avanti l'azienda. Efficienza energetica vuol dire che io il lavoro che devo fare lo faccio
minimizzando ad esempio i livelli diciamo di scarsa efficienza. Un caso concreto, un albergo può risparmiare energia elettrica, ad esempio con dei sistemi per cui si spengono le luci nelle camere se il cliente non c'è, e questo è un sistema di risparmio energetico oltre che di efficienza. Un esempio di efficienza energetica che poi vuol dire anche però risparmio è ad esempio settare la temperatura dell'acqua per le docce a 40-45 gradi piuttosto che a 60-70 gradi. È comunque piacevole per tutti quanti avere la doccia calda con quella temperatura, nessuno si farà mai una doccia a 70 gradi, però ovviamente questo comporta una gestione più efficiente degli impianti. Dove invece abbiamo una differenza tra risparmio ed efficienza, ad esempio sulle soluzioni tecniche che vengono adottate. Ad esempio un'azienda di produzione che cerca di evitare le dispersioni nei tubi dell'aria compressa, che è un sistema che viene utilizzato per molte lavorazioni. Andiamo a vedere un altro punto, è l'attenzione ai prodotti, ai clienti e ai fornitori. L'azienda quindi come si rivolge all'esterno. Valutazione dell'impegno dell'azienda nel monitoraggio del processo di miglioramento, il rinnovo, l'evoluzione dell'azienda stessa nei rapporti con i clienti, con i fornitori, dividendoli un attimo: gestione del reclamo da parte dei clienti, gestione dei fornitori, quali sono le procedure che l'azienda adotta per scegliere i propri fornitori, si tiene conto ad esempio del possesso di certificazioni ambientali o sociali, l'azienda paga regolarmente i propri fornitori oppure paga le fatture a 12-24 mesi o quando ci saranno i soldi. Anche qua un'azienda socialmente responsabile deve tener conto che non è un'isola, ma che alla fine diciamo il proprio comportamento si ripercuote anche su tutti gli interlocutori dell'azienda. Lo sviluppo sociale. L'azienda è impegnata nel sociale, nella collaborazione con il settore non profit o con la comunità locale? Offre servizi e prodotti con una valenza etico-ambientale? L'azienda fa quello magari che gli americani chiamano cause-related marketing, quindi sostiene iniziative legate al non profit, allo sviluppo dell'ambiente o in collaborazione con soggetti della cooperazione internazionale. Trasparenza. Ci sono individuati dei criteri di customer satisfaction sia interna, quindi gli stakeholder interni, i lavoratori o comunque i collaboratori dell'azienda, sia esterna nei confronti quindi dei clienti. C'è una comunicazione, un coinvolgimento della comunità che ha a che fare con le scelte dell'azienda, come vengono coinvolti gli stakeholder nelle aziende più strutturate, quindi anche ad esempio gli azionisti o comunque la proprietà. Infine la credibilità e la reputazione. L'azienda ha adottato dei sistemi di valutazione del proprio comportamento, della reputazione che questa ha sul territorio o comunque nella comunità? Ci sono contenziosi, sanzioni, provvedimenti? Qua andiamo a collegarci anche al punto della sicurezza dei lavoratori. Un'azienda che magari ad esempio fa di tutto per la formazione dei dipendenti e dopo ha una serie di cause per morti sul lavoro, magari ci può essere qualche problema. Ecco, questi sono un po' i punti su cui è stato elaborato il set di 19 indicatori Unioncamere Regione Veneto, per cui Camera di Commercio di Padova e Confservizi vorrebbero avviare una sperimentazione. Grazie Andrea. Fai. Anche l'applauso. Grazie.